La quinta corsa è una condizionata sul miglio per cavalli di 5-6 anni, sono tutte femmine tranne Ernest Inno, Castrone. Lo schieramento 1 Demetra JVS, 2 Earthquaker, 3 Extreme Bar, 4 Eshal Mill, 5 Elodie, 6 Emergenza Par, seconda linea 7 Ernest Inno. Favori in chiusura piuttosto netti per Eshal Mill, numero 4 Antonio Di Nardo, alternativa principale Extreme Bar, numero 3. In partenza veloce Earthquaker con all'esterno subito Eshal Mill che passa a condurre in poche battute e guida così all'attacco della piegata. Più indietro in terza posizione c'è Demetra JVS, mentre in quarta posizione Elodie. All'esterno invece Extreme Bar che è seguito da Emergenza Par che lascia in coda Ernest Inno. Intanto i primi 400 completati in un tranquillo 32-1 per quella che è la favorita Eshal Mill. In seconda posizione sempre Earthquaker davanti a Demetra JVS, gradualmente Extreme Bar si avvicina. Primi 600 metri in 48,8. Extreme Bar progredisce gradualmente, raggiunge il sediolo di Earthquaker dopo 700 metri di gara e al giro avvicina anche Extreme Bar, la leader. Si trascina sempre Emergenza Par, coda invece c'è sempre Ernest Inno, cavalli che affrontano ora l'ultimo giro con il leader Eshal Mill, Earthquaker in seconda posizione, Extreme Bar all'esterno seguito da Emergenza Par, poi Demetra. Ancora Elodie, ha spostato al largo anche Ernest Inno, 500 alla conclusione, dopo un chilometro tranquillo in 1:19,3 ora allunga decisamente la battistrada, parziale in 14,4 e siamo sulla curva conclusiva con Earthquaker in seconda posizione, in terza Demetra, nessuno riesce a farsi luce dei cavalli all'esterno e così Eshal Mill con un 14,3 affronta nettamente al comando la retta d'arrivo. Earthquaker in seconda posizione, poi Demetra. Gli altri non progrediscono nel finale, allunga e vince facile. Eshal Mill, secondo posto per Earthquaker, al terzo Demetra JVS, 1,15,8, ancora 14 a chiudere. È una bella chiusa davvero. 28,3 gli ultimi 400 metri, ma 29,3 i penultimi 4, dopo un primo giro molto tranquillo. Eshal Mill ha fatto valere i parziali e in percorso di testa si è imposta nettamente a Earthquaker che l'ha seguita fin dal via insieme a Demetra JVS che è terza. Il successo dunque per Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo. Eshal Mill per conto della scuderia quiriniana.